L'abbiamo attesa 3 mesi, 5 giorni e una manciata di ore, ma finalmente possiamo dirlo. La Serie A femminile, quest'anno targata a Tesis, è tornata a dare spettacolo. Le ultime immagini che ricordiamo sono quelle della vittoria del Falconara a Pescara e oggi, a pochi chilometri dal campo di quella finale scudetto, Montesilvano e Lazio inizieranno la stagione 2025-2026. Partiti, Masaro, tocco per Moreira, capitano della stagione 2017-2018, esordio in Serie A con questi colori a 15 anni e mezzo. Intanto Riccio va via a sinistra, la conclusione con la punta, il centro di Sara Riccio che sblocca il match. Torna in Abruzzo dopo l'esperienza con il tiki-taka. La Lazio con Riccio. Ruffini, la conclusione con il mancino, il raddoppio trovato dalla numero 11. Montesilvano 0, Lazio 2. Gianif recupera a centrocampo, poi la puntata e la traversa dopo il tocco di Marcelli, conclusione bellissima della numero 10. Moreira in anticipo, ancora Spadano, va a servire bene per Foti, pallone di ritorno, Spadano e Montero con un riflesso incredibile dopo l'1-2 bellissimo sulla fascia. Corto per Dincecco, allora Moreira, 2 contro 1 della Lazio, Moreira allarga per Bettinia Costa, la conclusione, il centro, il primo con la maglia della Lazio, il terzo gol della squadra biancoceleste. Tocco corto di Dincecco per Spadano di nuovo, poi la conclusione di Barca che va a bucare la rete per il poker delle biancocelesti. Pugno verso il cielo, esultanza del capitano. Donati in anticipo al centro per Foti, il controllo dal limite, Foti alza il pallone, Siglari con la testa, evita un gol già fatto. Sbagliato però per Foti, Montero con i piedi per Bettinia, sola in area di rigore, poi vince il contrasto con Naiara e la mette dentro, doppietta. Dopo un tocco un po' velleitario con il tacco si è ritrovata lì il pallone. C'è Barca però da quelle parti, prolunga per Bettinia, ancora Bettinia, memoria per Moreira che mette dentro anche il 6-0 della Lazio, esultanza della numero 13, il cigno di San Paolo, Brenda Moreira. Marcelli corto per Dincecco, Moreira, la conclusione all'angolino, arriva anche il 7 bello per la Lazio. Finisce qui il match, 7-0 per la Lazio, che ottiene così la prima vittoria del campionato